Rieccoci, dopo la pubblicità, Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, avete già visto l'ospite, Luca Coletto, assessore regionale alla sanità del Veneto, e abbiamo già parlato di parecchie tematiche importanti per quanto riguardano le aziende ospedaliere ovviamente che ci sono sul territorio. Senta, una delle cose che si arrabbia più il paziente e sono i tempi di attesa. Sono migliorati, sono sempre, uno dice, oh, mi hanno fatto un di visitare una visita importante, non so, sera mi hanno detto di andare fra 3 mesi, in dialetto veneto dicono, e fa tempo a morire prima, no? È una frase che si sente sempre. Certo. Ecco, sono migliorati, Assessore, oppure no? Allora, guardi, noi nel 2016 abbiamo fatto addirittura una norma, una legge, che ha dimezzato quelli che sono i tempi d'attesa rispetto alla legge nazionale. Questa è stata una volontà del governatore Zaia proprio per dare delle risposte sempre più forti a queste attese che effettivamente in determinate situazioni sono lunghe. Insomma, diamo a Cesare quello che è di Cesare, ma è altrettanto vero che rispetto a quelli che sono i criteri, i parametri di valutazione, dicevo poc'anzi che noi siamo la prima regione a livello nazionale per quanto riguarda l'erogazione di livelli essenziali di assistenza, nella griglia LEA, livelli essenziali di assistenza appunto, c'è anche il parametro legato alle liste d'attesa, che noi soddisfiamo nel 98% dei casi. Questo perché? Perché spesso e volentieri c'è un difetto di comunicazione che va dal medico di medicina generale piuttosto che dal medico ospedaliero quando si prescrivono le visite specialistiche. Le visite specialistiche hanno dei tempi di attesa urgente, che deve essere evaso immediatamente, breve e programmato. P, programmato, letterina che ci deve essere, e adesso che non abbiamo più la ricetta, la famosa ricetta rossa, cioè quella che si scrive a mano, abbiamo la ricetta informatizzata, questo è un parametro che deve essere assolutamente soddisfatto, altrimenti la ricetta non viene stampata. Spesso e volentieri il medico non diceva guarda ti metto P, quindi significa 180 giorni di attesa fino all'intervento della legge regionale che ha dimezzato i tempi portandoli a 90 giorni. Quindi il paziente che esce, soprattutto se è un paziente anziano, dall'ambulatorio del medico dice caspita devo andare a fare la visita cardiologica, devo andare a fare la visita oculistica, ma rimane solo la visita nella testa del paziente giustamente, senza sapere che non essendo una patologia grave può aspettare 90 giorni o addirittura nel caso di programmata 180 giorni. Ho capito, però la fermo, Assessore Coletto. Allora, ci siamo, il ragionamento che mi fa lei ha un... Però le chiedo, io faccio una visita, chiedo una visita diabetologa, dal diabetologo sì. E mi dice il CUP mi prenota, lei ha la visita fra 90 giorni, faccio esempio 120 giorni, addirittura anche mesi, molto di più. Poi gli dico, senti, se vengo a pagamento, guarda, la settimana prossima è libero. Questa è una delle... Sì. Papale, Assessore, cioè è così, funziona così. Domanda, è una cosa che è corretta, è regolare, che la Regione per quanto riguarda la sanità è d'accordo, perché ovviamente la visita, poi parleremo anche di quelli che chiedono soldi a parte, ma in questo caso è corretta e regolare perché viene pagata l'azienda ospedaliera, poi l'azienda ospedaliera pagherà la prestazione al medico e tant'altro, però il tempo di attesa si riduce a una settimana, da 6 mesi, 4 mesi a una settimana. Questa è io la definisco tranquillamente una stortura dovuta per legge. La legge nazionale 502 prevede che ci sia anche, per quello che dico mi odieranno i medici probabilmente, almeno una parte dei medici mi odierà, però io la definisco una stortura. Perché? Perché la 502 prevede che ci sia questa possibilità. Una volta c'era, oltre che l'intramenia, c'era anche l'extramenia. Con la legge Balduzzi l'extramenia è sparita, si fa solo l'estramenia e l'intramenia allargata è sparita, perché sono dei sofismi certo. Questi normativi, no? E noi come Regione del Veneto abbiamo fatto una delibera già nel 2013 eliminando totalmente sia l'extramenia ma anche l'intramenia allargata e poi riportando tutto nell'intramenia. L'intramenia cosa significa? Che il medico può visitare
privatamente, fra virgolette, cioè chiedendo i soldi al paziente, ma all'interno delle strutture pubbliche. Questo perché? Perché una certa percentuale va anche alla struttura pubblica per soddisfare quelli che sono i costi vivi che vengono Praticamente mi dici sostenuti. chi ha più soldi guarisce anche prima. No, questo purtroppo è previsto per legge, dico anche però che noi No, abbiamo... la legge dice questo La però. legge dice questo, seppur incanalata all'interno di un sistema su base universale, che è quello che costa meno ed eroga le cure allo stesso livello indistintamente rispetto alla classe sociale di provenienza, cioè l'imprenditore e l'operaio vengono curati dallo stesso medico nella stessa maniera, cosa che non esiste con le assicurazioni private. Le assicurazioni private hanno i loro medici e dedicano il medico in funzione dell'entità e della quantità di soldi che uno versa all'assicurazione. Questa è una cosa scandalosa per quanto mi riguarda, però avviene questo in altri stati, avviene questo. Questa è una stortura effettivamente, perché è brutto sentirsi dire, essere dall'altro capo del filo, e sentirsi dire che se uno paga effettivamente la cura ce l'ha il giorno dopo. È altrettanto vero che spesso e volentieri noi siamo legati anche a degli schemi, cioè vogliamo essere visitati in quell'ospedale da quel medico e di conseguenza se vogliamo essere visitati in quell'ospedale da quel medico o aspettiamo il mese in più oppure paghiamo, altrimenti abbiamo possibilità di scelta in tutti gli ospedali del territorio ma anche negli ambulatori accreditati, non dimentichiamolo mai questo. Certo, però assessore, è ovvio che uno se ha una patologia che può attendere un mese, può attendere, ma se è una patologia urgente, il concetto sa che se non ci sono i tempi adesso sono quelli che non hanno nemmeno i soldi, sto povero Cristo qualcosa pur dovrà fare. Allora, qua ci sono anche le esenzioni però, attenzione. Le esenzioni sono di tre tipi, per reddito, per età e per patologia. Se uno ha una patologia grave, nella fattispecie potrebbe essere anche oncologica, è esente ticket e ha tempi d'attesa pari a zero quasi, perché con le patologie oncologiche su questo non c'è dubbio. Se è addirittura indigente non paga ticket e ha l'accesso diretto a queste cure. E poi c'è l'età, oltre i 65, che adesso siamo tutti quanti giovani, non dimentichiamolo, perché l'aspettativa di vita... Quando mi dici così manca poco. No, ma guardi che non sto scherzando, l'aspettativa di vita, e questo l'ha detto l'OMS, che ha valutato la regione del Veneto, il Veneto è una delle regioni fortunate, l'aspettativa di vita più lunga fino a quanto arriviamo, europeo. se scherziamoci un po', fino a quanto arriviamo? Non c'è niente da scherzare, scherziamoci. Io pensavo essere 120 perché ora dicevo no, 120 l'ha detto Berlusconi, io sono della Lega e dico, faccio la fotografia reale, 81 per quanto riguarda gli uomini e 85 per quanto riguarda le donne, c'è sempre questo gap. Io non riesco a capire, deve essere genetica. Poi dicono che comandano gli uomini. Sì, poi dicono che comandano gli uomini, la realtà dei fatti è che quando dicono così ci raccontiamo, diciamo, delle grandi stiamo bugie. Scherzando un attimino, però l'età 85 aumenta ogni periodo, aumenta ovviamente. Certo, aumenta di molto ed aumenta anche per la qualità delle cure che vengono erogate, questo non dimentichiamolo mai. Ritornando a bomba, sì, è vero che ci sono queste visite a pagamento, purtroppo sono previste per legge, fosse per me le tirerei via. È altrettanto vero che i pazienti indigenti, quindi c'è l'esenzione per reddito, c'è l'esenzione per l'età e c'è l'esenzione per patologie. Il diabetico, chi ha problemi di visus e via, gode delle esenzioni specifiche. Quindi diciamo che all'interno di questa disparità c'è una compensazione. Una compensazione. Senta, così una domanda, una curiosità questa che non ha nulla a che vedere ovviamente con la sanità. Frequentando molto l'ospedale, l'azienda ospedaliera, gli ambulatori, poi non le dico perché sono quasi tutte le settimane che li frequento, vado lunedì, il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, coda, sabato, domenica, sembra che tutti stiano bene. Ha questa sensazione? Non è una sensazione, è una realtà. Purtroppo le code anche al pronto soccorso noi le troviamo il lunedì mattina. Meglio così. No, è così, perché dico, anche vivendo che in ospedale uno dice, ma porca miseria, tutti i giorni della settimana succedono, sembra addirittura che nel periodo, mi auguro non siano sempre meno, però gli incidenti succedono più durante la settimana perché gli interventi sono, vivendo in ospedale, un po' meno nel weekend, il sabato e la domenica. Certo. E anche per quello che in determinate situazioni si tende a concentrare, fare la chirurgia
liturgia d'elezione, ad Ecco, esempio, no? però questa mia affermazione aveva anche un seguito, non era fatto così, cioè, la mia domanda è, visto che tutti gli altri giorni c'è un'affluenza enorme, non si può far sì che sia anche il sabato un giorno lavorativo come gli altri per diminuire la frequenza giornaliera nelle vari ambulatori o nelle varie aziende ospedaliere? Ha detto bene, perché noi abbiamo previsto, appunto, per quanto riguarda la specialistica, TAC, risonanze e visite, sia il sabato che la domenica. Abbiamo previsto 4 ore la mattina del sabato e anche la domenica, quindi si può accedere alle cure, a determinate cure anche durante questi giorni in ospedale, proprio perché per agevolare il paziente, per trovare più parcheggio, per evitare il traffico, per avere un'andata e ritorno più rapida dall'ospedale, determinate situazioni anche per le signore, ad esempio, mi viene in mente perché l'ha fatto mia moglie, pensi un po'. La mammografia gliel'hanno proposta e lei con sorpresa la prima volta di domenica sera alle 21, ha detto sono felice di venire. L'ho accompagnata, naturalmente si è prenotata. Non era raccomandata. No, si è prenotata, fa tutto lei, guardi, da questo punto di vista lei è una molto, molto autonoma, assolutamente autonoma, come sono le donne degli anni 2000. E me l'ha detto, mi ha detto, guarda, mi hanno proposto alle 21 di domenica, io ci sono andata, io ci vado, c'è andata, in un'ora ha fatto tutto. Ah, è vero, è vero. In un'ora ha Ah, è fatto vero, è tutto, vero. quindi un'estrema comodità e, ritorno a dire, un ammortamento più rapido delle apparecchiature che vengono sfruttate meglio, di più, e hanno un ritorno più importante visto che usiamo soldi dei contribuenti. Senta, poi andremo anche sul personale. Mi racconti un attimino dell'azienda Zero? L'azienda Zero è stata un'intuizione ancora del precedente mandato, è stata, diciamo, elaborata. Il Presidente l'ha depositata all'inizio, come legge naturalmente, all'inizio di questo mandato ed è stata approvata lo scorso anno. È un'intuizione perché? Perché i direttori generali hanno come mandato specifico quello di gestire la sanità. Avevano un sacco di, come dire, situazioni burocratiche e amministrative da gestire. Una per tutte le gare d'appalto, e avere un ufficio gare d'appalto, avere un ufficio tecnico, avere un ufficio amministrativo, avere un ufficio legale e lo moltiplichiamo per le 21 US che avevamo prima, diventa una cosa molto pesante da sopportare. Queste situazioni amministrative che potevano essere generiche, condivise da tutte le US, le abbiamo concentrate in un'azienda sola. Abbiamo fatto una holding amministrativa della Regione del Veneto e io dico, Dio mio, era ora, bisognava farla, concentrare tutti i costi amministrativi in una sola azienda, concentrare tutte le generalità amministrative delle 21 aziende, che sono diventate 9, ma sono sempre tante, in una sola azienda, come fanno tutti quanti i privati, era ora, bisognava farlo. L'abbiamo fatto, stiamo, come dire, gestendo questo passaggio, che non è un passaggio semplice, questo va detto, ma è un passaggio dovuto ai cittadini e dovuto alla razionalizzazione di quelli che sono costi che ormai, diciamo, con l'uso dei software, con l'uso dei computer, con l'uso dell'informatica diventavano perfettamente inutili. Se poi parliamo dell'azienda, del centro, della centrale unica degli acquisti che noi abbiamo in Veneto nel 2011, perché è dovuta per legge, perché anche questa fa punteggio, questa è un'altra curiosità, questa fa punteggio all'interno del riparto nazionale. Chi non aveva la centrale acquisti prendeva un po' meno, quindi ci sono degli obiettivi da raggiungere, noi abbiamo raggiunto già nel 2011. Ad oggi abbiamo una centrale acquisti unica fra Regione del Veneto e ambito sanitario, che ci dà dei grossi vantaggi perché fa massa critica e andare sul mercato per 5 milioni di abitanti è diverso che andare sul mercato per 200-300 mila abitanti. Assolutamente. Senta, Assessore, una delle curiosità che le voglio chiedere, prendo l'esempio di Padova. A Padova c'è l'azienda ospedaliera, c'è l'azienda universitaria. Si vogliono bene tra di loro, secondo lei? Collaborano tra di loro? C'è diciamo una rivalità tra di loro? E la Regione in merito, se fa qualcosa, se è contenta, se non è contenta?
Ma guardi, io guardo i risultati, io sono abituato ad andare in fondo alla catena, guardo i risultati sono... Perché dicono l'azienda universitaria, più o meno mi dicono la stessa cosa che l'azienda superiore, però è un po' più prestigiosa perché sono professori universitari, quindi possono scrivere insomma tante altre belle cose, fare pubblicazioni, pubblicazioni e studi, tant'altro. E quindi ricerche, diciamo che è un po' più prestigiosa. studi, ricerca didattica, Certo, è questione legata all'università certo, e la presenza dell'università in una città, in una regione, è garanzia di alta qualità della sanità. assolutamente vero. Per cui, saltando alla fine, no? Lei ha fatto una domanda che potrebbe risultare anche velenosa, voglio dire. Sì, un pochettino lo Ecco, era. un pochettino lo era. Io guardo i risultati sono di estrema eccellenza, quindi di prestigio, dà prestigio sicuramente alla Regione del Veneto, ma direi di più, insomma, a livello nazionale, e quindi direi che sono estremamente soddisfatto della presenza dell'Università di Padova e dell'Università di Verona in Veneto, Per quanto riguarda la sanità. perché per quanto riguarda la sanità, insomma, è la seconda più vecchia Università di Padova. È una scuola di chirurgia e di medicina che viene da molto lontano e andrà molto lontano e potrà insegnare Le alle intere risorse sono generazioni. uguali o vengono divise da parte? Sono questioni totalmente diverse, nel senso che il territorio, quindi le ULS, viene finanziata pro capite pesato, a cittadino, mentre l'azienda ospedaliera viene finanziata a funzione, cioè rispetto alla specialità che ha. Sono compiti diversi, le aziende ospedaliere sono ospedali della regione, mentre il Sant'Antonio, per dire, è un ospedale del territorio. Sono due cose totalmente diverse, perché hanno compiti diversi. Cioè, mi spieghi un attimino, cerchiamo di farlo capire anche ai nostri telespettatori. Allora, Certo. le aziende ospedaliere sono Sono due, Padova e Verona, Padova e e Verona. sono aziende ospedaliere universitarie. Universitari, a carico del ragionamento. Il Sant'Antonio, in esempio, o altre... O altri l'ospedale di certo, Dolo, piuttosto che certo. l'ospedale di Vicenza, Sono ospedali del territorio e sono collegati alle ULS. Le due aziende ospedaliere sono ospedali della Regione del Veneto, tant'è che a differenza degli altri ospedali, i direttori generali gestiscono gli ospedali. I direttori generali delle aziende ospedaliere non hanno la valutazione dei sindaci che hanno gli altri direttori generali. Perché? Perché non sono ospedali del territorio, sono ospedali della regione. certo. E quindi hanno bacini molto più ampi, hanno le super specialità, la neurochirurgia, come dicevo prima, chirurgia toracica e via via via, insomma. Ecco. Certo. Senta, nella sua presentazione come assessore alla sanità, io leggo che ha molti incarichi: programmazione sanitaria e sociosanitaria, tutela della salute, programmazione edilizia e finalità collettive, igiene pubblica, sicurezza alimentare, servizi veterinari e la non autosufficienza. Ne ha moltissime. Non so come fa a seguire tutto perché è davvero un impegno stratosferico, però andiamo con ordine. Lei è anche, dunque, per quanto riguarda la programmazione edilizia. Siete contenti che a Padova finalmente si farà questo ospedale? Quindi... Direi proprio di sì. Cioè, dopo anni e anni e anni, diciamo almeno 7 anni, siamo riusciti a mettere la parola non fine ma inizio dell'ospedale di Padova. Abbiamo definito quella che è la zona dove verrà edificato, abbiamo condiviso con il comune e con l'università la tipologia proprio le immagini di impianto edilizio che dovrà dar vita al nuovo ospedale di Padova, quindi c'è estrema soddisfazione da parte di tutta la giunta, da parte di tutto quanto il consiglio. Insomma. Ma che fatica a partorire questo ospedale, assessore, una roba. È stato fatto il nuovo sul Vecchio Verona, è stato fatto un nuovo tempo fa a Mestre, è stato fatto il nuovo, quello nel paese vicino ad est che mi sfugge sempre il nome, mi aiuti. Schiavonia. Schiavonia mi sfuggiva. Ospedale a Padova sono 25 anni che si dice è l'ospedale, un'amministrazione lo vuole di qua, quell'altra di là, quell'altro di qua, quell'altra ancora di là. Finalmente insomma il cittadino padovano, perché poi mi sembra che l'accordo che avete raggiunto è l'accordo con due poli ospedalieri, quello attuale che viene portato al centro e quello universitario, quindi più o meno lo schema che c'è a Verona, più o meno.
ma volevo sottolineare l'estrema soddisfazione. Fatica sì, ma estrema soddisfazione. No, no, è vero, ho detto faccio complimenti a tutti perché finalmente, dico finalmente, dopo tanti bla 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 bla, oggi c'è un punto, come ha detto lei giustamente, di partenza. E ritornando a tutti gli altri incarichi, igiene pubblica, sicurezza alimentare, servizi veterinari, quindi proprio il Coletto deve correre qui, le sto facendo un commento, deve correre come un matto, cioè... Ma il Coletto deve correre come un matto, Perché anche poi il governatore deve correre come un matto, ma siamo fortunati perché abbiamo delle strutture che ci sostengono e che gestiscono, naturalmente previa direttiva della Giunta, gestiscono tutti questi ambiti che sono estremamente complessi. Così, faccio intervento perché poi andremo a parlare del fatto accaduto recentemente proprio a Padova per quanto riguarda un medico che lavora in ginecologia, poi ne parliamo. 8 anni che lei è assessore e mi dica la cosa che l'ha gratificante di più e la cosa che l'ha fatta arrabbiare di più in questi 8 anni, cioè la cosa che rifarebbe e quella che non rifarebbe. Ma guardi, io ero estremamente preoccupato quando ho saputo di diventare assessore della sanità, perché la sanità Non la conosceva prima. non la conoscevo, è una materia estremamente complessa, va a toccare tutti i 5 milioni di abitanti e poi ho avuto la fortuna nel precedente mandato di essere coordinatore nazionale degli assessori della sanità. Quindi Mi scusi, vuol dire che ha fatto un gran bel lavoro, ecco, detto ma, adesso. un gran bel lavoro. Quando Tanto è sempre stato un lavoro di io squadra, credo, questo va quando c'è sottolineato. un responsabile di questa squadra, quando è giusto gratificare una persona, credo sia giusto, Sì, e sì, come è sì. giusto criticarla se sbaglia, Per quindi carità, se è rimasto 8 anni, se è stato responsabile nazionale, vuol dire che l'assessore Coletto per quanto riguarda la sanità, partendo da zero, ha fatto un lavoro straordinario da questo punto di vista. Ho fatto il lavoro che dovevo fare, sono stato sostenuto dal direttore generale, dallo stesso governatore, perché la Giunta condivide le delibere, condivide le scelte, condivide tutto. A maggior ragione lavorando a livello nazionale, oltre che a condividere con le altre regioni, evidentemente c'erano anche delle scelte che venivano fatte col governatore, col presidente Zaia, e che scelte pesanti, ad esempio quando abbiamo scritto il patto della salute è la condivisione, un scendere a patti, lo dice la parola stessa, fra lo Stato e le regioni. Lì abbiamo dato una direttiva importante che stiamo aspettando che venga attivata, cioè quella delle specialità. Lei sa che ogni anno laureiamo 10.000 nuovi medici, ma ne specializziamo solo 6.000. A noi mancano medici ed è paradossale che non riusciamo a specializzare gli altri 4.000 che si laureano. Laureare un medico non è semplice. Fanno fatica a trovare posto, poi perché fanno i precari per tanti anni, non vengono assunti tanti per bravura, tanti che per simpatia. Cioè anche lì è un ramo da fare un ragionamento, perché la Regione dice è bello che tutti si specializzano, tutti i 10.000, però poi hanno il posto assicurato. Ed è per quello che il governatore Zaia all'interno dell'autonomia ha scelto di poter assumere più personale se in equilibrio di bilancio, di chiedere all'interno dell'autonomia di poter prendere il personale di cui ha necessità la Regione del Veneto. Perché come Regione noi facciamo programmazione, ma non riusciamo ad avere i medici necessari e sufficienti, ne abbiamo sempre in meno. Anche su questa questione, pur essendo Regione ordinaria, ma essendo all'epoca come dire, coordinatori, abbiamo fatto delle scelte, abbiamo fra virgolette suggerito, non imposto, suggerito delle scelte, perché è vero che il governo centrale ci ha dato limiti di spesa, test e costi del 2004 meno 1,4%, ma è altrettanto vero che non erano specificati il numero di medici. La famosa legge Donat-Cattin dell'epoca ci diceva reparto per reparto quanti medici e quanti infermieri doveva dotare quel reparto. Ad oggi non c'era una Donat-Cattin, noi l'abbiamo suggerita e abbiamo messo anche il numero esatto in funzione di quella che è l'intensità di cura, naturalmente la neurochirurgia è alta intensità di cura piuttosto che l'ortopedia, certo, che ha bassa intensità di cura, o la medicina che è ancora più bassa. Abbiamo suggerito anche questa potenzialità, cioè il numero minimo di medici e di infermieri reparto per reparto, in maniera tale che non si potesse più sfuggire al numero minimo di medici,
in maniera tale che si desse anche la possibilità alle regioni di programmare nella maniera più corretta, cosa che non avveniva prima. Quindi c'è stata un'evoluzione anche sotto questo punto di vista. La cosa più bella non me l'ha detto, la cosa più brutta non me l'ha La cosa più bella, la cosa più bella è quando sono stato rinominato. È stata una grande soddisfazione, cioè, capita a pochi. Io credo di essere uno dei pochi che ha fatto il secondo mandato come assessore alla sanità, quindi quella si mette a fianco delle grandi responsabilità che condivido col governatore, che condivido con la giunta, ma l'estrema soddisfazione di fare il secondo mandato in una materia così delicata, così ostica a volte anche, perché non è semplice da gestire. Si ricorda, qualche tempo fa c'è stata anche la protesta di medici e medicina generale, quindi, come dire, delle criticità le abbiamo noi come Regione Veneto, le hanno anche le altre regioni, però ci sono, insomma, vanno gestite nella maniera più corretta, mantenendo sempre un dialogo aperto, trasparente e corretto, finalizzato a fare che cosa? A curare le persone. Certo, questa è stata la cosa che le ha fatto più piacere. Quella che l'ha fatta più arrabbiare? Quella che mi ha fatto più arrabbiare è non essere riuscito ad arrivare a 7 ULS a livello regionale e a fermarmi a 9, però siccome c'erano delle motivazioni importanti per cui ne abbiamo fatte 9 e siccome... lei voleva ridurle a 7 quindi? Beh, il programma della Regione del Veneto, il programma iniziale era di ridurle a 7. Ormai non è riuscito per un problema politico, per un problema... Ma no, non era un problema politico, era un problema, come dire, di fotografia del territorio. C'è la questione pedemontana, per cui Vicenza ha avuto bisogno di sdoppiare la ULS, e la questione del litorale. Noi abbiamo un litorale con più di 20 milioni di presenze turistiche ogni anno, concentrate sostanzialmente nei 4 mesi estivi. Non è poca cosa. 21 milioni di persone che girano sulla nostra costa, diciamo, sono 4 volte quella che è la popolazione del Veneto che normalmente risiede in Veneto, quindi è una questione importante a cui bisognava dare una risposta. Per cui siamo arrivati a 9, però insomma... È stata la cosa, il rapporto con i media e con la stampa com'è con l'assessore? Ma direi buono, sostanzialmente buono. Non la fanno arrabbiare i giornalisti che sono cattivi? Qualche volta, non sono i giornalisti che mi fanno arrabbiare, sono, non dico neanche gli oppositori, i partiti che non sono in maggioranza, diciamo, no? Che a volte speculano sulla sanità, fanno politica sulla sanità. Sono tutti così, un po'. Sì, certo. Quando si è all'opposizione c'è un po' più... Sa, far politica su, che ne so, un davanzale di una scuola in più o in meno è una questione. Sulla sanità, entrando su situazioni estremamente delicate, magari fa meno piacere. La sanità però è diventata sulla morte assistita, anni fa sulla non nascita, Sì. sugli aborti, insomma, tutti hanno usufruito di una, non so se era una cosa politica o anche proprio di valori che ognuno ha dentro, perché io mi chiedo, le faccio una domanda adesso, le dico, se io sono ammalato di SLA e sono lì moribondo su un lettino con tutti i macchinari attaccati e non voglio più vivere, no? Perché lo Stato mi deve proibire che io debba fare una scelta della mia vita? E perché, questa è la prima domanda, ma la domanda che le faccio che è più interessante, perché ci sono due visioni diverse? Uno dice no, deve vivere perché la vita è sacra, e uno dice no, vuoi farlo, povero Cristo, è una situazione. Perché la gente vede le cose in maniera diversa? Non so se mi spiego, una domanda quasi psicologica che la voglio fare, al di là della politica, perché se uno dice di una parte o dall'altra può dire quello rosso, quello bianco, però perché uno in un tema importante, come ha detto lei prima, che riguarda il sociale, che riguarda la vita, uno deve avere un'idea diversa da quella che la natura sembra portare a essere? Ma sa, sono questioni estremamente delicate. Innanzitutto io sono un sostenitore dell'approvazione che deve avvenire nella maniera più rapida possibile del testamento biologico. Bisogna portarlo avanti, bisogna fare dei ragionamenti che rispettino la sensibilità della gente, che rispettino in particolare la sensibilità del popolo veneto, che è diversa da regione a regione. Con questo io
Vorrei che ci fosse una legge nazionale che poi magari ci fosse un margine operativo anche a livello regionale, proprio per essere più aderenti possibile alla realtà territoriale. Poi quando si parla di vita si parla di un'entità superiore. È difficile andare a fare queste valutazioni, è altrettanto vero che noi dobbiamo anche andare a valutare quella che è la sofferenza del paziente e quindi dare la possibilità di scegliere all'interno di determinate situazioni più o meno gravi, più o meno gravi. Questo va sottolineato. No, sono d'accordo. Però la possibilità di scegliere noi il paziente la dobbiamo dare. Assolutamente d'accordo. Però io dico, la mia domanda era inerente, poi andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultimo break, era inerente, Assessore, perché ci sono delle vedute diverse da un uomo allo stesso uomo, cioè noi due siamo due uomini e capiamo e vediamo che la soluzione naturale di questo problema è quella, e riusciamo anche a stravolgerla delle volte contro, credo, i diritti umani, contro le cose più, non lo so, forse non riesco a farmi comprendere io, però riusciamo a fare delle cose difficili su delle cose che mi sembrano naturali, e quindi davvero è difficile anche fare queste scelte ed è compito dell'uomo a risolvere anche queste problematiche. Questo è il compito assolutamente dei comitati etici che si devono esprimere. È compito dei medici, delle società scientifiche ed è compito della politica riassumere questi pareri e metterli insieme in una norma. Ma è nostro dovere dare delle risposte, non possiamo più assistere a viaggi della speranza che vanno in Svizzera a morire in maniera più o meno decorosa, sicuramente decorosa, nel rispetto di quella che è una sofferenza che io credo l'uomo possa conoscere solo quando ci passa. E questa è una grande verità. Quindi massimo rispetto per queste scelte, ma direi serve una risposta fatta dai comitati etici, dalle società scientifiche, dalla politica che le deve dare. Io ho avuto, come dire, una risposta anche all'attuale sistema, rispetto all'attuale sistema che abbiamo, che sarebbe la morte assistita, no? Quella che attualmente si può diciamo, all'accompagnamento verso la morte indolore. La Marina di Padimeana ha fatto quel famoso messaggio televisivo, Certo, che è stato estremamente significativo, che credo sia stato anche estremamente educativo. certo. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte, va bene, Assessore, tra poco.